Ciao. No, vuol dire che la sanità funziona, giusto? E ci fermiamo qui. Chi l'aveva minacciata? Nessuno? Ma se era in Rai l'altro giorno... Dietro le quinte. La dottoressa Russo è silente ma non assente, ricordate. La dottoressa Russo ha fatto il piano di sanità pubblica l'11 febbraio. La dottoressa Russo c'era il 21 febbraio. No, l'11 febbraio, il 30 gennaio è stato fatto il deposito, ma l'11 febbraio è giusto il piano. I primi di febbraio. Bene. Perché i primi di febbraio. La dottoressa Russo è testimone del fatto che io ho chiesto i 3.500 tamponi di vol il 21 febbraio. Assolutamente. C'era la sera di Padova. Sempre. Però lo spieghiamo ai cittadini che la dottoressa Russo, che già conoscono, è colei che si occupa dei nostri piani di sanità pubblica, è capo dipartimento del Dipartimento della Prevenzione e quindi non so, quando c'è un piano che magari non si vede perché magari non diventa operativo perché non arriva la pandemia, l'epidemia, ma non so, West Nile, SARS, aviaria, Covid, i FAS, l'influenza. Lei è tutto quello che riguarda appunto il tema della nostra comunità sanità pubblica e quindi si è occupata del Covid e di tutto quello che sono. Diciamo che lei è la persona titolata a dire i tamponi si fanno qui, lì, quelli vanno tamponati, gli altri non vanno testati, queste robe qua. Tutti ne parlano, ma lei poi è la responsabile di questo. Quindi oggi sarà interrogata fortissimo. No, oggi la dottoressa Russo, e saluto ovviamente tutti voi e coloro che sono a casa e che ci seguono, abbiamo deciso di fare questo punto, non perché di sabato non sappiamo cosa fare, perché abbiamo un sacco di robe da fare, però lunedì apre la scuola. Abbiamo registrato spesso l'inquietudine giusta e le preoccupazioni delle mamme, dei papà, dei nonni, delle famiglie. Abbiamo cercato di dire, mettiamo in piedi un punto stampa, ormai si chiameranno punti Covid, e per parlare direttamente, vostro tramite, alle famiglie, per spiegare bene com'è sta roba della scuola. Penso che sia doveroso, no? Lunedì si apre, però prima vorrei, come consuetudine, parlarvi, darvi un punto nave di quello che sono le nostre vicende legate al testing e quindi a tutto il tema del coronavirus nei test. 1.703.418 test al momento. Considerate che abbiamo iniziato il 21 febbraio, non il 22, perché il signor Trevisani è stato testato, avevamo il risultato il 21, ecco dal 21 febbraio ad oggi, ma con una macchina performante in questo momento facciamo circa 15.000 test al giorno. A questi si aggiungono i test rapidi. Qui vi dico una punta di orgoglio, lo dico assieme all'assessore e alla dottoressa Russo, noi siamo stati i primi in Italia a mettere in piedi lo screening con la saponetta, il famoso pungidito, la gocciolina di sangue. A questi si sono aggiunti poi i test, i tamponi rapidi, primi in Italia a testare il test coreano e a chiedere allo Spallanzani una validazione. Oggi vedete che il test rapido, l'antigenico, è ormai cosa comune negli aeroporti dappertutto e questi sono 1.360.000. Quindi se fate 1.300.000 più 1,7 sono 3 milioni e più di test su una popolazione di 4 milioni e 9. Questo è il dato concreto. Il numero dei positivi ad oggi è di 24.667. Dopo ve li diamo sti dati. Nelle ultime 24 ore più 138. Ovviamente se noi lasciamo tutti a casa a dormire a guardare la TV, non facciamo test, i 138 tu non li trovi mai. Questo ve lo voglio dire perché noi isoliamo, noi abbiamo positivi, ma perché anche li cerchiamo. Isolamento, 7.837 persone sono in isolamento, meno 71. Perché meno 71 nelle 24 ore? Perché sono i processi di negativizzazione che si confermano ovviamente. Pensate ai grandi cluster, non so, il macello della provincia di Treviso piuttosto che la caserma Serena di Treviso, vi cito quelli diciamo più noti alle cronache, e questi ormai sono in processo di totale negativizzazione. I ricoverati in questo momento in Veneto sono 151, sono 8 in più.
Ovvio che noi abbiamo ancora i ricordi dei 2300-2400 persone contemporaneamente ricoverate. In questo momento sono 151, sostanzialmente sono o nelle pneumologie oppure nelle infettive del Veneto, non nelle terapie intensive, perché questa è area non critica. Dei 151, 99 sono positivi. Quindi anche qui, per la storia che poi ogni volta tira su una polemica di una settimana sui social, non siamo noi a decidere come si può dire, il rilevamento dei dati, lo si fa in base a indicazioni che abbiamo a livello nazionale, e quindi se dovessi essere io vi direi che ci sono solo 99 pazienti Covid perché gli altri sono negativi. Purtroppo dobbiamo prenderne atto, prima l'OMS, poi l'Istituto Superiore della Sanità, questi sono i dati che ci dicono di tirar su, fermo restando che poi noi sappiamo sempre quanti positivi abbiamo. In terapia intensiva ne abbiamo 18 più 1. Qui il dato un po' si rovescia perché sono 12 positivi sui 18. Quindi era potremmo dire che è un po' la punta estrema, no? Questi 18 sono proprio i 18 che inevitabilmente sarebbero andati in terapia intensiva, tanto è vero che 12 sono positivi. I morti sono 2141, 3 morti in più nelle ultime 24 ore. I dimessi 3969, 10 nelle ultime 24 ore. Ecco, i due dati che ho introdotto da un po' di tempo, che io ritengo utili per capire. Allora, i sintomatici oggi sono 181. Questi secondo me sono dati sui quali ho fatto il ragionamento. E gli isolati, abbiamo visto prima, noi abbiamo in isolamento fiduciario 7.837 persone. Vuol dire che i sintomatici su tutti quelli isolati sono il 2,31%. Quindi abbiamo una quota di asintomatici dell'88% più o meno, del 98%. Se poi prendiamo i positivi di oggi e li rapportiamo, quindi non i sintomatici, ma i positivi di oggi li rapportiamo agli isolati di oggi, vediamo che abbiamo il 37% di positivi su tutti gli isolati. Cioè vuol dire verosimilmente che 1 su 3 è positivo, più o meno. Cioè 1/3 degli isolati sono positivi. Ma il dato più interessante secondo me è questo. E guardatelo con attenzione. I sintomatici di oggi sono 181 su 2940 positivi. Vuol dire che il 94% dei positivi non ha sintomi. Ieri ho fatto una video call con Tokyo e a parte che lì il governo mi dicevano non dà i dati, cioè per scelta diciamo comunicativa, durante la comunicazione diciamo di crisi si può anche scegliere di fare queste scelte che noi non abbiamo fatto, però anche loro hanno un dato, il grande contingente di asintomatici, cioè questo virus negli ultimi mesi ha cambiato modalità, poi io non vi so dire perché, questo è un fatto da scienziati, da clinici, però è inevitabile. Guardate, secondo me la parte più importante è questa: 181 sintomatici su 2940 positivi, vuol dire che il 6% hanno sintomi e il 94% non ce li hanno. Magari poi cambierà vorticosamente, ma ad oggi è così. E abbiamo fatto una lunghissima videoconferenza con tutti i direttori generali questa mattina. Abbiamo fatto un punto della situazione. Abbiamo parlato, non vi nego, di scuole, tanto di scuole, ma abbiamo parlato anche tanto, ogni direttore come al solito è intervenuto sulla situazione Covid della sua ULSS, aziende ospedaliere e IOV compreso. La situazione è una situazione di assolutamente non emergenziale dal punto di vista sanitario, ospedaliero. Avete visto 151 ricoverati in tutto il Veneto, dà già una dimensione. I 18 in terapia intensiva non è che ci manda in collasso le terapie intensive, ne avevamo centinaia noi in terapia intensiva. E abbiamo focolai, dei microfocolai spesso familiari o qualcuno aziendale che stiamo seguendo. Gli esempi di Treviso ve li ho fatti, qualche altra realtà, qualcosa, abbiamo un asilo nido a
a Mussolente, a Vicenza, e abbiamo uno a Belluno, e un asilo nido in Urso Orientale con un bimbo di 2 anni. Però insomma sono tutte situazioni sotto controllo. Non nego che oggi avevo cercato, ma è colpa mia, perché l'ho cercata stamattina, perché abbiamo messo in piedi in fretta e furia questa conferenza stampa, anche la professoressa Dadal, perché avrei voluto, ma conto di invitarla i prossimi giorni, perché è giusto che ai genitori e alle famiglie si dia anche la voce del massimo esponente, insomma, di quello che è il tema della pediatria, insomma, la conoscete, la professoressa Dadal. E abbiamo parlato ovviamente con tutti i direttori dei nostri punti di accesso diretto che manteniamo, e li manteniamo al punto tale che intanto, come si può dire, anche se oggi non sono sotto pressione, però è un allenamento a bordo campo, no? Se arrivasse più flusso siamo già pronti. Annuncio anche, dopodiché diventeremo operativi da lunedì, che coloro che faranno gli scrutatori e i presidenti, insomma coloro che lavoreranno all'interno dei seggi, possono recarsi nei punti di accesso rapido, l'abbiamo deciso questa mattina, e faremo loro il tampone rapido, che è assolutamente attendibile. Vi ricordate quando l'abbiamo presentato sembrava che dicessimo cazzate, adesso invece vedo che tutti dicono che il tampone rapido funziona. Ogni tanto ci diamo il merito di cose che abbiamo fatto, no? E quindi se ci date una mano a comunicare, perché noi non riusciamo a intercettarli, come possiamo? Noi non abbiamo l'elenco di chi va nei seggi a lavorare, chiediamo un aiuto ai comuni di dare magari come indicazione a chi volesse in maniera volontaria di farsi il tampone rapido, e va presso i punti di accesso rapido. Ogni ULSS ha i suoi punti di accesso rapido. Sentite, noi abbiamo tentato di portare sempre con la minima burocrazia questo approccio, perché avete visto che abbiamo eliminato il numero verde, abbiamo detto dalle 7 del mattino all'1 ci sono questi punti, recati lì, ti fanno il tampone e la chiudiamo lì. Abbiamo ancora i drive-in, se qualcuno vuole andare ai drive-in possono andare ai drive-in, e questo è tutto. Prima di passare la parola alla dottoressa Russo e poi all'assessore Lanzarin, volevo dirvi una cosa: sanità e scuola. Entriamo nel vivo. Molte famiglie, molti genitori ci scrivono, no? Chiedono informazioni. Io vorrei chiarire una cosa con tutti i veneti, che noi non siamo in regime di autonomia e la scuola non è gestita da noi. La scuola non è gestita da noi. Noi abbiamo genitori che ci chiedono perché non arriva la maestra in un posto, perché nell'altro non si fanno queste scelte. Noi non abbiamo nessuna competenza, cioè noi siamo, come tutti gli altri cittadini, davanti alla programmazione scolastica, cioè quindi i programmi di studio, all'organico scolastico, docenti e non docenti. Noi abbiamo competenza zero. Qual è il nostro ruolo? Abbiamo solo 2 ruoli fondamentali: fissare la data di inizio delle lezioni sulla base di un calendario che deve comunque garantire un tot di giorni di lezione. E qui lo dico perché magari i cittadini non sanno, ogni regione si regola in base a delle peculiarità. Per garantire ad esempio la settimana invernale per chi volesse andare in montagna, quindi dare una mano alla montagna invernale, è ovvio che tu devi considerare che apri le scuole in maniera tale che ti crei il buco a febbraio, la settimana di carnevale di solito è, no? E così chi vuole destagionalizzare, allungare la settimana, che so, turistica, che non è un vezzo, è un fatto anche di economia, è un dialogo che si porta avanti con le famiglie. Quest'anno noi abbiamo deciso in tempi non sospetti di aprire il 14, ma del resto come la quasi totalità delle regioni italiane. Io penso che sia corretto, siccome compete a noi stabilire la data. Allora guardate, è inutile che qualcuno venga a dire a me ma si poteva dopo le elezioni, prima. Guardate, c'era, per me le elezioni le facevano a luglio, avremmo già evitato casini col Covid e con le scuole e con tutto. Roma ha deciso così, il 14, fra l'altro c'è il Presidente della Repubblica il 14 a Vo, vi ricordo, alle 4:30 del pomeriggio, alle 4 del pomeriggio. Allora,
io penso che ogni spostamento, ve l'ho detto in queste settimane, avrebbe creato problemi a non poche famiglie che si erano già organizzate sapendo eccetera. Vedremo di sollecitare e stimolare affinché le scuole restino chiuse il minimo indispensabile, cioè vuol dire che sarà persa sicuramente la lezione di lunedì, perché loro prenderanno possesso dei seggi il sabato mattina, il sabato pomeriggio. Quindi il lunedì si perde perché si vota domenica e lunedì fino alle 15. Si perde il lunedì, si perderà immagino il martedì, ma il mercoledì bisogna, quindi un paio di giorni io spero, ma non dipende da noi, non siamo noi che stabiliamo la sanificazione, le pulizie, non c'entriamo nulla, non è che ci stiamo lavando le mani di questo, ma è giusto dirlo ai cittadini. Allora, decidiamo la data di apertura e dall'altro siamo chiamati, e qui bisogna fare attenzione, ad applicare il piano di sanità pubblica, che è un piano con delle linee guida, qui c'è la dottoressa Russo, nazionali. Deve essere chiaro che tutta la procedura del bimbo che ha il raffreddore, del bimbo con la febbre, misura la febbre prima, misura dopo, la mascherina sì, la mascherina no e altre robe, arrivano da delle linee guida nazionali, sulle quali noi abbiamo fatto battaglia che è servita, perché ad esempio anche qui molti genitori mi scrivono ma lei diceva che non era giusto portare la mascherina da seduti, e lo dico ancora, ma è la verità, non si deve indossare la mascherina durante le lezioni. È passato un concetto che sembra che i bimbi debbano avere sempre, gli studenti debbano avere sempre la mascherina, la dovranno portare, poi ve lo dirà la dottoressa Russo, negli spostamenti, no? Se vanno al bagno fate il conto di essere al ristorante, quando è che si mette la mascherina? Solo quando ti alzi dal tavolo, punto. Allora, c'è tutta una serie di regole più o meno accettabili sul fronte della sanità pubblica. Ad esempio io penso che sia laboriosa la vicenda del bimbo che gli viene la febbre a scuola, che deve comunque essere, come si può dire, tutelato, tolto dalla classe, ma come accade sempre, no? Se un bimbo gli viene la febbre viene spostato dalla classe, qui c'è sempre il dubbio del Covid. Le linee guida prevedono che si chiami i genitori, ovviamente. Anche qui qualcuno che scrive che il bimbo viene portato via con la forza pubblica, con i carabinieri, non io vede più, lo daranno in adozione in Sud America o altre robe. Ma lo scrivono anche da voi? Io dico, tranquilli, a parte che non sono linee guida nostre, ma anche quelle degli altri, quelli di Roma, non hanno previsto sta roba qua. Il bimbo quando sta male, dimentichiamoci il Covid, quando sta male esce dall'aula, sarà trattenuto con la bidella, con un insegnante di sostegno, di qualcuno che è lì disponibile, che è in grado di accudirlo, chiamano la mamma e il papà, o i nonni, se hanno delegato i nonni, e qui prevedono, poi ve lo dirà la dottoressa Russo, che si chiami il pediatra decide se fare il tampone o no. Ma poi queste sono cose che vi dico. Io volevo dirvi questo. Abbiamo allertato tutta la macchina della sanità. Ho chiesto che ci sia rapidità di intervenire, nel senso che nel momento in cui c'è da fare un test bisogna intervenire velocemente. Non abbiamo la sfera della verità in mano, scrivetelo, perché è la domanda ricorrente che fanno i genitori. Dopo vi diamo una serie di domande, vi chiedo la cortesia, e abbiamo messo le risposte, che non sono quelle della sanità, che abbiamo anche quelle FAQ lì, che sono ufficiali, sono quelle per i genitori. La mascherina, che mascherina può portare? Sia quella di comunità, cioè quella che Maria ha fatto la nonna che ha ricamato a casa, che quella chirurgica. Chi mi dà la mascherina? Te la deve dare la scuola, perché hanno detto che daranno le mascherine, non siamo noi, anche noi guardiamo da fuori. Quindi dopo vi diamo anche delle FAQ che sono interessanti, vi rispondono proprio a queste domande on the road, e ci terrei se ne prendete qualcuna, oppure se lo volete mettere nei vostri siti, non lo so. Quindi per noi è fondamentale dire che non dobbiamo abbassare la guardia. Speriamo che non si ripetano situazioni come quelle che abbiamo visto in Israele, piuttosto che in Croazia o da altre parti del mondo. Saremo veloci ad intervenire per circoscrivere l'eventuale problema, perché questo è quello che dobbiamo fare. Abbiamo bisogno della collaborazione e della comprensione di tutti, perché siamo in casa d'altri. Brutto da dire, ma non è che abbiamo tutte le leve di comando quando entriamo in una scuola, no? Il rapporto gerarchico con i lavoratori non ce l'abbiamo, col corpo docente non ce l'abbiamo,
con tutto quello che è l'infrastruttura non ce l'abbiamo. Abbiamo però la sanità pubblica che ci permette di muoverci all'interno. Io non aggiungo altro, passerei la parola alla dottoressa Russo e poi chiude l'assessore Lanzarini. Prego. Sì. Va bene, grazie, buongiorno a tutti, grazie al Presidente per questa opportunità di dare, se possibile, qualche elemento relativo a questo importante passaggio nell'ambito di tutte le varie fasi dell'epidemia Covid. Mi veniva da pensare, mentre parlava il Presidente, che più o meno ci troviamo come quando alla fine del lockdown sono state aperte tutte le attività produttive. È chiaro che anche lì c'era una certa preoccupazione su quello che avrebbe potuto comportare questa apertura della comunità. A questo si aggiunge adesso l'altro tassello estremamente importante, che è la scuola. Noi abbiamo lavorato, come si diceva prima, sulle indicazioni fornite dal Ministero e dall'Istituto Superiore di Sanità. Per alcune cose hanno chiesto il contributo delle regioni e quindi abbiamo cercato di vedere, nell'ambito della fattibilità e della sostenibilità anche alcune misure, quale quella delle mascherine, e quindi poi le abbiamo diffuse ai nostri colleghi del territorio, quindi a tutti i dipartimenti di prevenzione. E per qualcosa abbiamo anche avuto dei rapporti con l'ufficio scolastico regionale, vedendo anche quelle che erano le indicazioni che loro hanno formulato specificatamente per i docenti e per il personale della scuola. Quindi noi ci occupiamo della parte strettamente sanitaria, della parte organizzativa invece naturalmente si occupa la scuola. Ci siamo messi a disposizione anche su indicazione dell'assessore per quanto riguarda la formazione, quindi oltre ai corsi che l'Istituto Superiore di Sanità ha predisposto, noi stiamo confezionando dei percorsi di formazione che mettiamo a disposizione, specifici, che possono essere per chi si occupa delle pulizie e della sanificazione, oppure per chi viene indicato dalla scuola come il referente Covid. Così viene individuato nell'ambito delle linee guida. Quindi due cose ci sono importanti, che per quanto riguarda il Covid, la scuola individua nell'ambito delle proprie strutture un referente Covid. Dalla parte del Dipartimento di Prevenzione le aziende ULSS individuano dei referenti che si raccordano con il referente della scuola. Quindi ci vuole essere un'esatta corrispondenza fra quello che può essere il problema che si riscontra a scuola e la presa in carico da parte della sanità pubblica. Quindi questo è una prima cosa, che tra l'altro non è nuova, perché nella scuola si potevano verificare meningiti o altre malattie infettive dove era necessario intervenire in maniera tempestiva, quindi è un meccanismo abbastanza rodato, adesso naturalmente amplificato. Poi una cosa importante che diceva prima il Presidente, il bambino che dovesse presentare un sintomo che può essere da indagare nell'ambito del Covid. Quindi il bambino che non sta bene a scuola per uno dei sintomi che fanno parte della definizione di caso viene fatto accomodare in un'altra stanza, come sempre si chiamano i genitori, lo porta a casa, contatta il pediatra e si valuta se è necessario approfondire con il tampone. Noi proponiamo il tampone rapido, se il tampone rapido risulta positivo si fa la diagnosi con il tampone di biologia molecolare. Nel momento in cui, e solo in quel momento in cui il tampone di biologia molecolare risultasse positivo, si interviene sulla classe per fare l'indagine epidemiologica come in tutte le altre comunità. Quindi a seconda della composizione della classe, siccome i posti dei bambini sono sempre gli stessi, si comincia a valutare e si fa il tampone via via a tutta la classe, non solo a loro ma anche al personale docente e al personale scolastico che ha avuto a che fare con la scuola. A seconda dei risultati di questi si andrà per cerchi concentrici a valutare eventualmente contatti con gruppi con cui hanno fatto attività insieme, con gruppi vicini se hanno mangiato oppure sono stati in palestra. Una cosa che abbiamo voluto stressare per ogni ordine e grado delle scuole è la tracciabilità di tutte le intersezioni.
Intanto queste devono essere evitate, quindi la classe va mantenuta omogenea il più possibile. Se ci sono invece dei momenti di condivisione, questi momenti di condivisione devono essere segnati quando e chi c'era. E questo vale soprattutto per i post scuola, che è uno dei problemi che si è posto, perché non c'è la stessa composizione della classe che c'è al mattino, soprattutto per le primarie oppure per le comunità infantili. Lì la cosa importante è che venga tracciato chi c'è, quindi che sia possibile in qualsiasi momento ci dovesse essere un problema tracciare tutti i contatti ed eventualmente testarli e metterli in isolamento e se necessario prenderli in carico dal punto di vista sanitario. Questo penso che sia la cosa che è più è importante per un genitore per farlo stare tranquillo. La seconda cosa di cui abbiamo visto per cui ci sono diverse domande sono le mascherine, il tipo delle mascherine il Presidente l'ha già detto. Allora la mascherina va tenuta in tutte quelle situazioni definite dinamiche, cioè in tutti gli spostamenti. Quindi se il bambino e quando, aggiungo, non è possibile avere la distanza minima interpersonale di 1 metro. Quindi se il ragazzino, il bambino comunque si sposta dal proprio banco per andare in bagno, per andare a spostarsi per fare la ricreazione, durante la ricreazione, quando si sposta per andare in palestra, in qualsiasi tipo di spostamento, deve utilizzare la mascherina a partire dai 6 anni. Sono arrivate delle domande dicendo: ma il bambino della scuola primaria ha 5 anni perché i 6 anni li compie nel mese? È chiaro che non cambia nulla, perché non può il bambino che non ha ancora compiuto i 6 anni. Il bambino, come tutti gli altri della sua classe, anche se compirà 6 anni il mese dopo, indossa la mascherina. Così come il bambino che ancora frequenta la scuola della comunità infantile e ha 5 anni oppure ha compiuto 6 anni ma non è ancora passato all'altra scuola. Allora si adegua naturalmente alla classe che inquadra chi e chi non deve avere la mascherina. Quindi il bambino che sta, il ragazzo, lo studente che sta seduto ha la mascherina sul banco, in tutti gli spostamenti indossa la mascherina, ma ci potrebbero essere delle situazioni in cui magari momenti per cui ci sono degli incontri, delle assemblee, delle cose in cui il distanziamento non è proprio 1 metro, in quel caso devono indossare la mascherina. Quindi questa è una cosa importante. Ci hanno chiesto per i bambini o comunque i soggetti che magari hanno difficoltà a tenere la mascherina perché hanno delle patologie, hanno l'insegnante di sostegno. È chiaro che oltre alle misure di protezione ci vuole anche il buonsenso. In quel caso, se il soggetto non è in grado di tenere la mascherina, aumenta la protezione da parte del docente, che oltre alla mascherina può indossare la visiera se questo il contatto è molto ravvicinato, perché necessita di questo tipo di attenzione. Poi ci sono, per quanto riguarda la fornitura, il Presidente lo ha già detto. Per quanto riguarda il discorso degli spostamenti, poi c'era qualche domanda sul tema delle mense, cioè dove si consuma il pasto, come si consuma il pasto. Allora, nei momenti di ricreazione sarebbe auspicabile che prima, mentre sono ancora a distanza di almeno 1 metro, possano consumare i crackers, il panino, quello che il bambino si è portato a scuola, il ragazzo si è portato a scuola, che possa poi invece muoversi avendo la mascherina, e quindi tutti quei possibili contatti necessari per fare la ricreazione, così come era il momento appunto del distacco dallo studio, possa avvenire in sicurezza, ma con anche i contatti interpersonali. Poi il discorso dei bambini molto piccoli, il discorso dei giocattoli, del fatto che è chiaro che in asilo nido o nei bambini piccoli non è possibile mantenere sempre questa distanza di 1 metro, è chiaro, e non sarebbe neanche corretto, penso, da un punto di vista dell'interazione fra bambini. In quel caso i gruppi devono essere, come abbiamo detto prima, sempre rintracciabili, quindi chi sono, e poi i giocattoli vengono utilizzati quelli che ci sono, che appartengono alla struttura, perché sono continuamente disinfettati
Se invece dei bambini hanno, adesso non mi sfugge il nome, ma anche il mio ce l'aveva, un orsacchiotto che si portava da casa, è chiaro che questo viene preso e diciamo trattato e sempre mantenuto a contatto vicino al bambino, che non possa essere invece scambiato con altri. Quindi i giochi sono quelli identificabili del bambino. Tra l'altro noi questa esperienza l'abbiamo già fatta e l'abbiamo seguito con l'assessore e con tutti i portatori di interesse nell'ambito dei centri estivi, e non abbiamo avuto problemi in questo senso. Allora, cosa può succedere? È chiaro, e succederà, che ci potrà essere il caso sospetto e il caso confermato, e si diceva che ce n'è già qualcuno per quanto riguarda gli asili nido, che sono quelli che hanno aperto per primi. Allora, noi abbiamo già sperimentato come funziona la presa in carico del soggetto che risulta sospetto, del soggetto positivo e poi del contact tracing. Quindi abbiamo, insomma, questo meccanismo è abbastanza rodato e si metterà in funzione a maggior ragione e con la massima tempestività nel caso in cui si dovesse verificare in una scuola. Perché? Perché la scuola è una comunità abbastanza grande che, nonostante insomma tutte queste misure, potrebbe portare alla diffusione del contagio. Quindi il nostro compito è quello di intercettarlo il prima possibile, di prendere tutte le misure di isolamento verso quei soggetti che dovessero presentare i sintomi. Queste sono le cose principali. È chiaro che non abbiamo adesso tutte le domande, tutte le risposte di cose che magari non riusciamo a prevedere, però l'adeguamento delle indicazioni sarà parallelo all'evoluzione dello scenario. Nel momento in cui queste sono le cose che possiamo prevedere in questo momento, dove la circolazione del virus c'è, ma non abbiamo una contestuale diciamo gravità dei sintomi come ce l'avevamo. C'è una mosca che vuole saperne di più, zanzare. E quindi quando avremo insomma nel periodo influenzale possibilmente avremo delle indicazioni ulteriori da fornire o azioni da mettere in atto che potrebbero essere, speriamo di no, magari più stringenti. Comunque il nostro obiettivo è quello di mantenere sempre informati anche le famiglie. Ecco, mi viene in mente un'altra cosa per quanto riguarda il bambino che dovesse la misurazione della febbre. La misurazione della febbre, allora, questa viene fatta per i bambini piccoli fino a 6 anni, viene fatta al momento dell'ingresso, così come era stato stabilito per i centri estivi. Quindi quando il bambino viene portato al centro, che sia l'asilo nido o che sia la scuola diciamo dell'infanzia, viene controllata la temperatura, viene accettato il bambino e tutto il resto. Per quanto riguarda gli altri, noi abbiamo insistito moltissimo come regioni perché venisse misurata a scuola, ma questa non è passata, e quindi il controllo della temperatura va fatto dal genitore per i bambini più piccoli, quelli delle scuole primarie, e invece secondo me bisognerebbe responsabilizzare quelli più grandi a controllarsi la temperatura. Magari all'inizio può diventare può sembrare una cosa antipatica, ma poi può essere utile. E un'altra cosa che voglio sottolineare, che credo che sia molto importante, è il senso di responsabilità. Il senso di responsabilità che deve essere dei genitori, perché non devono portare i bambini a scuola se questi hanno un qualche sintomo e la mamma si accorge quando il bambino non sta tanto bene, e quindi di mantenerlo a casa, perché questo poi si ripercuote non solo sulla comunità ma sulla famiglia stessa, perché aumenta anche l'isolamento dei genitori, di tutti i contatti, e quindi assenza del lavoro e così via. Quindi la responsabilità intanto dei genitori e la responsabilità anche dei ragazzi più grandi, perché non parliamo solo di bambini, parliamo di studenti anche delle scuole superiori che devono, se non stanno bene, rimanere a casa. Quindi questo senso di responsabilità credo che insieme a tutte le misure sarà un elemento molto importante. Grazie. Facciamo l'assessore Lanzarini e poi dopo. No, ma io parlo qui, lascia. No, qua. Allora, io non aggiungo molto rispetto a quello che ha detto la dottoressa Russo, se non voi sapete che noi abbiamo coinvolto gli MMG e quindi i medici e i pediatri, perché questo dicono le linee appunto che sono state emanate dall'Istituto Superiore di Sanità, quelle che citava rispetto alla procedura appunto che ha appena citato la dottoressa Russo. Abbiamo fatto un incontro inizio settimana con la dottoressa Ghiotto che segue le cure primarie,
Abbiamo ricevuto proprio ieri le osservazioni che le varie categorie pediatri e MMG ci hanno fornito rispetto all'effettuazione dei tamponi rapidi, perché come avevamo detto noi siamo disponibili a fornire a loro un tot di tamponi rapidi per i propri assistiti, perché fanno parte appunto dei team che devono con noi, con i SISP, con i punti appunto di accesso rapido eccetera, fare le valutazioni e poi eventualmente anche questi tamponi. Ci sono delle questioni organizzative, con loro abbiamo discusso delle questioni soprattutto organizzative, ossia dove eventualmente fare questi tamponi, quindi pensiamo, non so, alle medicine di gruppo oppure per quanto riguarda i pediatri ad altre situazioni. Ci sono, come dicevo, arrivate ieri sera le loro osservazioni e pensiamo entro lunedì insomma di chiudere con loro l'accordo appunto sulle modalità soprattutto organizzative per l'effettuazione dei tamponi alla popolazione scolastica, quindi pediatri per quanto riguarda i bambini più piccoli e invece i medici di medicina generale per quanto riguarda invece i studenti e la popolazione un po' più adulta. Grazie. Avete domande ragazzi? Chiudiamo qui. Domande del Presidente, poi domande. Già che c'è l'assessore, una specifica su quest'ultimo argomento? Sì. Assessore, questa dei tamponi che possono essere fatti anche dai medici di famiglia, dai pediatri di libera scelta, mi pare una cosa importantissima. Volevo capire, voi stringete l'accordo perché loro li facciano solo al personale, cioè una popolazione scolastica, bambini, docenti e non docenti, o anche a me, normale cittadino? Allora, abbiamo iniziato per la popolazione scolastica perché le linee guida parlano di pediatri e medici di medicina generale per la popolazione scolastica. Se voi avete letto le linee dell'Istituto di Superiore di Sanità sono specifiche, però nel nostro intento è quello di farlo a tutta la popolazione, quindi dare un tot di tampone per tutti i propri assistiti, perché per loro diventa un metodo, diciamo così, di screening e di diagnosi per i propri assistiti. Tampone classico o quello veloce? Tampone rapido parliamo. Così se eravate anche un po' le busole per pesano. Bravo. Speriamo. No, ma guardate, non è adesso oggettivamente non è solo diciamo allentare la pressione alle ULSS, ma è la volontà di dare un servizio al cittadino. Come vi abbiamo sempre detto, avremo forse un'emergenza Covid, questo non lo sappiamo ancora e a che punto ci sarà, ma ce ne sarà una sicura che è di natura da psicosi, che è quella dell'influenza che deve avere la diagnosi differenziale. Mi chiedo che senso ha che un paziente che va dal suo medico con la febbre debba essere inviato una ricetta in un punto di accesso rapido, in un ULSS e farsi male la coda, magari andare in mezzo a gente che veramente ha il Covid per tornare a casa e sentirsi dire sei negativo e poi magari si positivizza perché è stato in mezzo a gente che magari ce l'aveva. Quindi più teniamo distanti da luoghi di assembramento sanitario i pazienti, secondo me, ma guardate che con i medici di base c'è piena sintonia su questo. Sì, e i pediatri, scusate, io uso insomma tutti i pediatri di base, i medici di base. Noi diamo gratuitamente i tamponi e chiediamo che siano fatti gratuitamente. Questo è quello che chiediamo. Avete già deciso la quantità che Al libitum. ogni settimana, cioè quando No, ma guarda, oggi non parliamo di sta roba qua. No, è solo perché la gente adesso dirà ok, lunedì vado lunedì. Appunto, diciamo che l'assessore ha buttato il cuore oltre l'ostacolo, ma ancora non abbiamo chiuso l'accordo. No, più che altro che non si presenti qualcuno a pretendere dal medico di base il tampone perché non c'è. Non è pronto. Non c'è. Daremo noi informazioni di quando tutti avranno i tamponi in magazzino e chi, poi se c'è qualcuno che non ce li avrà è perché non li ha voluti, perché c'è sempre qualche obiettore. Però insomma mi sembra di capire la maggioranza ci stia. E se avete domande, allora facciamo per ordine così evitiamo. Se quelle che avete per me, poi c'è la dottoressa Russo e poi chiudiamo. E ovviamente l'assessore. Però dateci una mano sulla scuola per domani ragazzi. Scuola domani. Prego. 3 domande, buongiorno. Ciao. Allora, la prima, ci sono mascherine per tutti? So che non è competenza È un problema del governo. Che percezione avete se
Ma ci vogliono almeno 10 milioni di mascherine al giorno, non so esattamente nulla di sta storia qua. In Italia, non in Veneto. Sì, esatto, perché appunto ci sono degli istituti che dicono non siamo del tutto pronti da questo punto di vista, quindi volevo capire se... Il loro riferimento è al governo. Ok. Poi, Tokyo, prima... No, sono contatti che ho io, che ci ho chiamato per sentire come va. No. Poi sul discorso autonomia, prima lei l'ha citata, ieri il ministro Boccia ha detto che il disegno di legge approda in Parlamento a metà ottobre e che la questione sarà soprattutto parlamentare. Che cosa si sente di dire? Ma guarda, io mi sento di dire che è la madre di tutte le battaglie, è la madre gandhiana di tutte le battaglie, no? Nel senso che l'agenda di governo e il dibattito in questo paese ormai non prescinde dall'autonomia, perché è assolutamente in linea con la Costituzione. Il capo dello Stato parla comunemente del progetto di autonomia. Per cui guarda, io penso che sia doveroso attendere l'esito delle elezioni, dopodiché chi vincerà si occuperà di portare avanti questa sfida ancora per l'autonomia. Mi fermo qui perché poi si rischia di parlare di argomenti che non vanno trattati in questa conferenza stampa. Il lunedì a Vola incontrerà Mattarella. Sì, io ci sono. Guardate, se c'è un'inaugurazione dell'anno scolastico a Vo, posso garantirvi che ci ho parlato io con il Presidente della Repubblica a suo tempo, nel senso che non è che Vo penso che sia l'elemento simbolo del coronavirus come si può dire, che si compenetra con l'altro aspetto fondamentale, il ruolo che hanno avuto i ragazzi in tutta la partita del coronavirus. Da Vo inizierà anche la mostra itinerante dei disegni che partirà da Vo, vi annuncio anche questo, quindi ci sono le sedi provinciali, che sono il Teatro Olimpico, la Basilica Palladiana di Vicenza, ve ne accenno solo una, ma diciamo Vo sarà l'unico comune che avrà, come si può dire, titolarità per avere la mostra oltre ai capoluoghi. Ovvio che poi la mostra dopo il programma ufficiale sarà a disposizione di tutti, però si inaugurerà da Vo. Un'ultima domanda, Governo. Prego. Lei che cosa si sente di dire a quei genitori, anche se non ci sono quei numeri, però la stessa dottoressa Palumbo dell'ufficio scolastico regionale ce l'ha confermato, che ritirano i figli da scuola, quindi il fenomeno dell'homeschooling, dell'istruzione parentale, sembra che ci sia una tendenza di questo tipo. A questi genitori cosa si sente di dire? Guardate, io ho il massimo rispetto della come si può dire, dei genitori e delle scelte che fanno. Figuratevi se vado a opinare, nel momento in cui è prevista una forma di formazione tipo l'homeschooling o altro alternativa, uno la può adottare, non entro neanche nel termine in questo. Ho il massimo rispetto, dico che noi oggi siamo chiamati a garantire la sanità e lo faremo in maniera impeccabile come al solito. Ovvio che capisco fino in fondo tutte le ansie dei genitori. Bisogna essere dei criminali a pensare che i genitori siano degli esaltati. Leggo qualcuno e dice ma i genitori hanno ragione di preoccuparsi, fanno bene a preoccuparsi, lo siamo anche noi, non è che è una passeggiata, inizia una nuova avventura. Allora, con i centri estivi ci è andata bene. Adesso c'è questa che è molto più complicata perché sono ambienti confinati, sono aule, perché diciamo non sono all'aria aperta, però lo sappiamo che la fase di convivenza col virus è così. Se leggete la stampa straniera vedete che i francesi hanno un modello che sarà sostanzialmente identico al nostro, che circoscrivono l'eventuale focolaio, se eventualmente chiudono quel plesso scolastico, ma pensare a un lockdown generale decisamente no. Salmaso. Bene, allora, scusa. No, non c'era più Prego, Erle Salmaso Nicolucci, del governo. Posso chiedere al Presidente se tra Regioni e Governo ha iniziato a discutere della questione di ridurre a 7 giorni il periodo di isolamento. Sì, nel senso che c'è una discussione approfondita, dopo la dottoressa Russo vi dà anche spiegazione. Guardate, ci sono 2 o 3 robe insomma che stanno dando ragione in maniera assolutamente evidente al Veneto. C'è quella della riduzione del periodo di quarantena, che oggi è di 14 giorni, visto considerato che l'infezione sia di 5-6 giorni, cioè diciamo l'evidenza scientifica
scusatemi, l'eventuale evidenza dell'infezione. Dall'altro c'è un altro tema che ha anticipato qua Rigoli, è venuto giù il terremoto quando lo disse 3 mesi fa, vi ricordate quando Rigoli diceva è un problema di amplificazione in laboratorio, i famosi CT, e diceva guardate che noi cerchiamo un'auto nel tampone, la troviamo a forza di ingrandire, ma a un certo punto troviamo dei pezzi di ferro, un cerchione, un coso, cioè i famosi pezzi di RNA. E Rigoli diceva guardate che sopra un certo livello di amplificazione di laboratorio, cioè se avessimo un microscopio di ingrandimenti, troviamo delle positività che non sono delle positività. Apriti cielo, è come bestemmiare in chiesa. La Food and Drug Administration ha già definito che sopra i 33 CT non c'è più positività, diciamo, pericolosa, quindi ci fermiamo già. E adesso anche in Italia si sta discutendo di questo, è ovvio. Si sta discutendo in maniera scientifica per vedere di attuare nuovi protocolli. Quindi sulla quarantena è vero, dopo la dottoressa Russo vi spiega cosa stiamo facendo e noi stiamo sostenendo, che non serve stare 14 giorni a casa. Altro? No, grazie. È interessante la domanda. Piero. Quando pensate che possa arrivare una risposta definitiva? Cioè deve essere chiaro che tutto quello che noi applichiamo non sono decisioni nostre. Noi possiamo intervenire, fare battaglia, come l'abbiamo fatto in molti casi, pensate sui test rapidi, ci hanno detto che non funzionavano, adesso è solo test rapidi in giro, e per fortuna anche 11 multinazionali che li producono. E su questo c'è dibattito, il mondo scientifico, però mi sembra di capire che gli scienziati vanno un po' tutti in questa direzione, finalmente, no? Che non bisogna mettere uno in casa e buttare via le chiavi, ma probabilmente si può comprimere di più il periodo della sorveglianza e dell'isolamento fiduciario. Ma penso che sia questione, guardate, non voglio esagerare, ma di qualche settimana a farla grande, se non di giorni. Ma non dipende da noi. Noi stimoliamo il dibattito, ma non dipende da noi, perché ci vuole una linea guida, cioè deve essere l'ISS che ce lo dice. C'è il Ministero che poi sentirà anche l'ISS. Ministero comunque, deve essere il Ministero, ha ragione. Dopo guardate, vi lascio la dottoressa Russo. No, volevo chiedere questo, Presidente. Lei ha detto che le linee guida per la scuola sono state decise dal Ministero. Volevo sapere se voi avevate proposto qualcosa di diverso che non è stato accolto e che quindi vi veda in profonda divergenza. Prima cosa. 2. I tamponi, volevo sapere, per lunedì comincia la scuola e piano trasporti, c'è qualcosa di nuovo in programma oppure si va... No, noi sul TPL 80%, quindi voi sapete che l'80% per noi in Veneto significa avere 500 mezzi che vanno a, come si può dire, a recuperare il 20% che manca, 500 mezzi che verranno recuperati dal privato ovviamente, no? Cioè i pullman, Gran Turismo, tutto quello che conoscete, e si va in questa direzione, quindi noi confermiamo il DPCM su questo fronte, stiamo lavorando, verificando anche con le altre regioni alcuni aspetti, ma per lunedì si va via col DPCM. Parla solo di sanità oggi? Beh sì, cioè, di politica decisamente no. No, volevo sapere a che punto era il derby con Salvini. Insomma. Prego? No, oggi no. No, non ho capito cosa dicevi. Il derby con Salvini. Di che? Come sta andando? Che derby? Ma quale derby? No, cercherei tifo Inter e Salvini. Ah, sì. Lo comincerò che proseguo più buono. No, mi pareva che avesse altre cose a cui pensare No. in questi giorni. Va bene. No. Scusami, ma non... Perfetto, va bene. Allora la parola... Mi produce poi di nuovo Antonio se non ci sono altri colleghi che chiedono di intervenire. Grazie. Vai Michela. Allora, io volevo fare una domanda che è stata rivolta anche a noi dagli operatori scolastici. Effettivamente non è sbagliatissima se ci pensiamo. Loro dicono, è vero, solo la metà degli operatori scolastici più o meno ha deciso di sottoporsi al famoso test fungivito, ma c'è un motivo, il motivo è che loro, la metà che non si è sottoposta al test, lo ritiene inutile, nel senso che loro dicono tu me lo fai fare adesso, non so, 4 settembre, invento, ora che inizio la scuola il 14 potrai essere positivo, così come ad ottobre, così come a dicembre. E quindi cosa dobbiamo fare? No, che la loro richiesta è possibile
possibile fare uno screening periodico come è stato fatto, che ne so, nell'RSA per esempio, anche sul personale scolastico? Sono 95.000 persone, tutto è possibile, però ripeto che questo è un comparto che è di diretta competenza del governo. Dopodiché vi ricordo che comunque resta un'istantanea il test che si fa, se lo fai ogni 15 giorni comunque in quel limbo lì di 15 giorni può accadere di tutto. Un discorso è farlo a un operatore, diciamo, ospedaliero che lavora con il virus, piuttosto che a un ricoverato, un ospite un RSA. Cioè, qui siamo in una categoria che, finito l'orario di lavoro, fa vita normale. Quindi capite che qua ci vuole, come diceva prima la dottoressa Russo, ci vuole anche un po', come si può dire, di senso civico, cioè di cercare di non andare in assembramenti, perché se uno dopo fuori finisce dentro subito una mega festa da qualche parte, capite che non funziona più niente. Cioè, allora non è sbagliata la visione, però il loro riferimento è il governo su sto fronte, perché noi non abbiamo la forza di farlo, cioè bisogna che ci siano anche aiuti, perché guardate che fare 100.000 persone ogni 15 giorni, cioè è impegnativa la storia. Dopodiché posso dire una roba, ok, bene tutto, ma se sta proposta la fa uno o una persona che si è rifiutata di fare anche il test rapido all'inizio, dico vabbè, se questa è la scusa per non averlo fatto, cioè, è un fatto anche cioè, era gratuito, si poteva fare, non lo so. Voi avreste rifiutato di fare un test gratuito per andare a lavorare? No, noi abbiamo fatto anche quello tradizionale, ma siamo un'altra categoria. Sì, ma sono tutti capaci di intendere e volere, cioè non è che... No, io l'ho trovato strano che, sapendo anche la responsabilità che c'è, ci siano molte persone che non hanno voluto farsi il test. E a renderlo obbligatorio come forma di garanzia e di autotutela? In Italia? No, non ti può più obbligare niente a nessuno, a niente. Neanche del buongiorno non si può obbligare. 90.000 persone le fai in una settimana in Veneto. Con cosa? Con fantasia? No, dico, se ne fa 15.000 al giorno di tamponi. Sì, ma abbiamo anche il piano di sanità pubblica da fare. Abbiamo 54.000 dipendenti della sanità, 60.000 dell'RSA, cioè ogni 15 giorni, cioè è abbastanza complicata. In più tutti quelli che si ammalano e che sono contatti stretti. È un casino. Quelli che rientrano? Ovviamente c'è chi sostiene che se ne devono fare 400.000 al giorno. Sì, giusto. In Italia però. In Italia sì. Quindi 400.000 diviso 20, cosa fa? 20.000. 20.000? 20.000. Capite che noi siamo già fuori il budget? Cioè non ce la facciamo? No, guardate, la verità è un'altra, che non l'abbiamo detto oggi, e scrivetelo. Noi abbiamo ragionevoli rassicurazioni di pensare che nel giro di poco arrivi il test della saliva, perché ci stiamo lavorando. Se arriva quello, ce l'avranno per i bimbi, ce l'avranno per gli insegnanti, ce l'avremo tutti noi, ci faremo l'autodiagnosi e sarà finita una volta per tutte. Ecco, poi volevo chiedere un'altra cosa. Cioè, prego. Mi scusa. Sempre. Mi scusa sempre tanto. Giusto, volevo chiedere un'altra cosa, anche questa è un altro, diciamo, problema di un'altra categoria, cioè i farmacisti. Adesso giustamente c'è il discorso che preoccupa anche voi dell'arrivo delle influenze e quindi della possibile concomitanza delle due infezioni. Quindi c'è già tanta gente che va in farmacia per prenotarsi il vaccino, quindi non avete diritto, diciamo, no, ad averlo gratuitamente, solo che loro non sanno se e quando potranno averlo, perché il governo giustamente ha detto che i quantitativi a disposizione vanno alle regioni per le USL e poi vediamo. Quindi loro chiedono se voi avete qualche notizia in merito sul fatto che ci sia una produzione in più da dedicare alle farmacie e quando. Guarda, noi siamo stati la prima regione in Italia a aver comprato per un controvalore di 8 milioni e 9, 1 milione e mezzo di dosi, giusto? Circa sì, 1.400.000. 1 milione e 4. L'assessore sta già lavorando assieme ai dirigenti per cedere una quota dedicata alle farmacie, giusto? Sì, no, c'è stato l'incontro tecnico ieri, ci sarà la conferenza delle regioni lunedì che deciderà questa parte. C'è un incontro, si deciderà tra regioni quale quota percentuale cedere, perché è un problema che hanno tutte le regioni. Però guardate, penso che sia il minimo, cioè il vaccino che non recupera il cittadino in farmacia lo viene a recuperare
nel circuito della sanità pubblica, per cui è meglio che riusciamo a creare un bel network e renderlo capillare nella distribuzione. Vi ricordo che il vaccino in Veneto, lo dico a tutti quelli che dopo per 3 giorni andranno avanti insulti, il vaccino in Veneto è fortemente raccomandato ma non obbligatorio. Cioè vuol dire che se non lo vuoi fare, puoi non farlo. Non serve che ti agiti. Ma non puoi neanche protestare perché gli altri vogliono farlo. Giusto? Ma ormai è quasi tutto così. Grazie. Nel Lazio è obbligatorio, secondo lei sbaglia quindi il governatore del Lazio Prego. a rendere obbligatori i vaccini? Io, guarda, credimi, non te lo dico per paraculaggine, ti dico che si va sempre male a valutare le scelte degli altri. Noi veniamo da una tradizione che è di 10 anni di scelta facoltativa di non obbligatorietà nel mondo dei vaccini. Oggi siamo in un contesto diverso grazie alla legge Lorenzin. Fra l'altro noi avevamo un modello che avevano molti paesi del nord Europa, la Germania, la Francia, la Gran Bretagna, la Svezia. Ci hanno detto che era sbagliato, eravamo gli unici in Italia ad avere il modello di non obbligatorietà. Era anche un modello di civiltà secondo me. Sì. Ancora per me? Sì, una precisazione. Sì, prego. Prima il governatore parlava dell'asilo nido di Belluno, ho sentito bene. Sì, c'è stata una scuola dell'infanzia di Belluno, se non ho capito male. C'è invece un asilo nido, bimbo di 2 anni, siamo sicuri che siamo parlato... Usla orientale, però non so il comune, quindi Usla 4, però non so il comune. Però insomma, una roba circoscritta, insomma. Però guardate, adesso fanno notizie, ma noi dovremmo abituarci a queste notizie, al fatto che andremo a tamponare, a fare test, eccetera. E volete la dottoressa Russo per ulteriori domande? Sì, io vorrei la dottoressa Russo. È a disposizione. Ma te ne assi qua? Domande per l'assessore? Allora chiudiamo. Grazie, buongiorno, buon lavoro. Grazie.